scrivere sul calendario. Va ora in onda Auto da Fè, un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. Conoscevo come adesso ed ego non mi absolvo neanche quando mi confesso dei peccati che ho commesso. Un'auto da Fè. Benvenuti in onda, ascolta questo botto, siamo qui per svelare ogni complotto. Benvenuti in onda, ascolta questo botto, siamo qui per svelare ogni complotto. Basta il papà, a tenervi compagnia, di sicuro non è una spia. Benvenuti in onda, ascolta questo botto, siamo qui per svelare ogni complotto. Basta il papà, a tenervi compagnia, di sicuro non è una spia. Buongiorno a tutte le ascoltatrici e buongiorno a tutti gli ascoltatori, ma soprattutto buongiorno come tutti i giovedì, anche se oggi è mercoledì, non importa, è un dettaglio, tutto è relativo. Pantarei, buongiorno a Max Del Papa che è in collegamento con noi come tutti i giovedì per l'Auto da Fè speciale, che tra l'altro ne approfitto subito Max, lo diciamo Coram Populi, si dice così? Coram Populo o Coram Populi, non mi ricordo più, ho un lieve... non sono sicuro. Coram Populo, guarda, lo vediamo subito perché sai queste cose qua. Coram Populo, non Populi. Vox Populi, Coram Populo. È un dativo, quindi lo diciamo davanti a tutti, facciamo anche sfoggio di Latinorum, quello che serviva all'avvocato Azzeccagarbugli per ingabbiare i beoti e gli stolti. Però cosa volevo dire? Volevo dire che questa Auto da Fè del giovedì diventerà una roba fantasmagorica, sempre di più nei prossimi tempi, perché noi stavamo prendendo una certa direzione, però quella certa direzione si è rivelata un pochino irta di rotture di palle e quindi diciamo siamo indietreggiati, siamo tornati al punto di partenza, ci siamo girati dall'altra parte e prendiamo un'altra direzione. Esattamente, però arriveremo nello stesso punto dove volevamo arrivare procedendo per la prima strada, perché siamo gnocchi e siamo gente testarda e abbiamo però anche le idee chiare su cosa vogliamo fare, a beneficio naturalmente anche di chi ci ascolta, speriamo, e di chi ci vede, ci segue e via dicendo. Quindi noi abbiamo in programma robe fantasmagoriche, robe talmente nuove che sono vecchissime, perché non le fa più nessuno, però cercheremo di farle noi. Io credo, spero, Max, lascio a te subito la parola, poi partiamo dalla frase del giorno, che oggi è bellissima perché è straordinariamente attuale, ma soprattutto è incontestabile, perché l'ha detta un nome sacro di quelli che non puoi discutere, ne parliamo tra poco. Ecco, però prima volevo dire, sono stato sufficientemente oscuro nella mia chiarezza? Ma direi di sì, insomma, no? O meglio, sono stato sufficientemente chiaro nella mia oscurità? Non svegliamo troppo, insomma. Sì. Stiamo lavorando per chi ci ascolta, mi pare Per che ci voi, ascolti. come diceva il buon presentatore, no, Frassica, stiamo lavorando per voi, perché la trasmissione la farete noi, però per voi, giusto? Signor Canacca, fiate i messaggi. E allora? Fiato alle linee. Comunque, ci saranno delle belle sorprese, mettiamola così. Sì. Intanto, la frase del giorno, mi permetto Max di partire da lì e poi ci sono tanti articoli e tante cose da dire tra le cose di cui si è occupato in questa settimana, perché in soli 7 giorni, come al solito, hai scritto molto e hai dato molto da riflettere, a me per primo che sono un tuo affezionatissimo lettore, come tu ben sai. Questo però volevo dire, la frase del giorno è una frase che merita un piccolo approfondimento, perché diceva, ripeto, un nome tutelare della nostra letteratura, della nostra cultura, uno di quelli che si citano, che si usano per gli esami di maturità, sono indiscutibili. Giovanni Verga. Chi può discutere Giovanni Verga? Chi può metterlo in discussione? Credo nessuno, no? Tra le varie cose che il Verga scrisse ci furono le novelle rusticane. All'interno delle novelle rusticane c'era un bellissimo racconto, La roba, che è ancora di straordinaria attualità, no? All'interno di questo racconto poi c'è allora siamo una gemma dentro una perla e poi dentro la perla c'è una pietra preziosa, che è questa frase qua: chi è minchione se ne stia a casa. Che, detto per inciso, è anche il motivo per cui in tante redazioni non si vede mai nessun direttore, no? Tra l'altro, o sbaglio? Ma se non vanno a casa, sì, vanno a pranzo, oppure vanno a Ventotene.
Vanno a Ventotene. Vanno a Ventotene. Senza picchioni. Senti, cosa ti è rimasto di questa storia di Ventotene? Perché a me mi ha fatto scoppiare tutti i pori che avevo a disposizione. Una tristezza, no, la conferma che se la politica è tutta così, insomma, proverbiale, no? È losca, è parolaio, quello che si vuole, però la sinistra proprio senza dignità e senza limite, cioè mai come in questi giorni di militanza eurofideistica, Ventotene, cioè hanno dato proprio fondo a tutte le miserie della sinistra. Hanno mentito, hanno oscurato, hanno distorto. Questi che fanno la dunata socialfascista di Serra e poi viene fuori che l'hanno pagata tutti, l'hanno pagata i romani. Cioè una cosa, è una truffa quella lì. E dice no, ma perché noi cos'è? Un evento di pubblico, no, non è un evento istituzionale. Serviva al PD per contarsi e serviva a Repubblica, i cui padroni gli Elkan hanno bisogno dell'Europa perché non sapendo più fare le macchine hanno bisogno dell'Europa, delle sovvenzioni, di giocare, di barare, insomma, di barare al tavolo. Del resto gliel'ha insegnato il nonno, no? Ad agire dentro le logiche di un mercato che però è sempre addomesticato, perché la massima era sempre la stessa: quello che va bene per la Fiat va bene per l'Italia e quindi non si basa a spese. Quindi questi nascondono tutto, poi quando viene fuori la truffa, cioè bisogna pagare i soldi all'albergo di Claudio Bisio o a sì, cantanti un po' O al alcolici. ragionier Benigni. Il ragionier Benigni ha preso 1 milione secco per andare in Rai a fare propaganda. Diciamo che della sua antica professione ha mantenuto l'attitudine a farsi 4 conti, cioè quello sì. Il ragionier Benigni sì, 1 milione secco per andare a fare propaganda, ma con dei toni talmente elementari, talmente superficiali, no? L'Europa, Ventotene, il manifesto, ma era un manifesto trotskista quello lì, era un manifesto sovietista. E anche lì no, cioè la sinistra che non lo conosce, lo sbandiera, quando poi le leggono di che cosa si tratta, va in furia, va in bestia. Non vi permettete, ma è roba vostra quella lì. E ha preso 1 milione questo qua. Poi io vorrei anche sapere, perché non me l'ha detto nessuno, quanti prima a Sanremo, sempre per la solita operazione. Cioè Sanremo era propedeutico alla Rai e a Ventotene, no? Questo vuol dire che quelle robe lì sono organizzate per tempo. Tra l'altro vedo che ti ha molto colpito il fraseggiare del ragionier Benigni. Hai scritto un articolo dove citavi anche alcune delle sue frasi. A me francamente, io ho visto qualcosina, ma mi è parso di una retorica talmente bolsa e modesta da essere irreggibile. Però si vede che a qualcuno piace. Ma sai, piace a questi qua che se lo fanno piacere per dovere di militanza, per stupidità. Poi è arrivato Saviano, anche lui ha dato una lettura, non esiste. Cioè, Saviano non è plausibile, non è un intellettuale, non è un letterato, non è uno che sa di politica, non sa niente. L'Europa è la più grande costruzione degli ultimi 5.000 anni, ha detto il ragioniere. Quando uno dice una roba del genere, poi dopo ci sono queste signore un po' sfatte che vanno a Ventotene in una giornata di nubi, di vento, di bufera. Io batto da anni su questa cosa. Si parla tanto della sinistra che è spocchiosa, che in qualche modo impone la sua morale, noi siamo i buoni, noi siamo i colti, no? E questa cosa la destra la patisce ancora, perché sa opporre un'alternativa. Io batto su questo punto, cioè vanno trattati per quelli che sono, e cioè sono ladri, sono totalmente ignoranti, sono ignoranti veramente a livello da pollaio, perché quando uno arriva, cioè il ragionier Benigni, diplomato alle scuole serali, va in Rai e dice la più grande costruzione degli ultimi 5.000 anni. Cioè, non puoi prenderli sul serio. È inutile star lì a discutere con questa gente, vanno trattati con disprezzo. Cioè, la sinistra è miserabile,
è ignorante, è incolta, è becera, è analfabeta, moralmente fa schifo, ma culturalmente è meno di niente, quindi vanno compatiti, vanno disprezzati. Questo è l'atteggiamento giusto. Se poi loro vogliono avere quella spocchia, quel tipo di atteggiamento, i vecchioni, quell'altro che beve, come si chiama? Quello che sta a Pava, no? Guccini. Ah, sì, Cioè, Guccini. quelli che sono. Arriva Prodi, prende, tira i capelli a una che gli ha fatto una domanda, Poi, no? poi ne parliamo perché è interessante l'episodio. Vanno disprezzati. Quindi la sinistra in questi giorni di militanza fumosa ha tradito un'ignoranza totale, bestiale, ha tradito la solita attitudine truffaldina e ha tradito anche quella tripla e quadrupla morale autoritaria per cui allora rotti i coglioni 20 anni che non bisogna, no, cos'è, no e no, il Me Too, no, anche uno sguardo può essere molestia. Poi arriva questo qua di 90 anni, prende per i capelli una e dice prima ha mentito e tutti no, non è vero. Poi quando sono venuti fuori i filmati sono scappati tutti a fischiettare. Cosa ha detto questo? Ha detto no, ma era un gesto affettuoso. Vanno disprezzati, vanno coperti Ecco, di merda. Sono. però tu hai notato una cosa che io condivido, no? A proposito di questi qui soliti, poi, no? Il ragionier Benigni, Saviano, Littizzetto, Fazio, compagnia cantante. La bruttona sta Littizzetto, perché questi vanno trattati così. Sì, vabbè, però alla fine sono questi qua ancora che fanno parlare di sé, no? Uno dovrebbe essere nella condizione di superarli a sinistra, a destra, sopra e sotto, perché sono superabilissimi, non sono, diciamo, dei geni eccelsi e inarrivabili, né dal punto di vista dello spettacolo, né tantomeno dal punto di vista intellettuale. Però il fatto che questo qui si porti a casa, lui e sua moglie, 1 milione di euro, a me mi sembra uno sproposito colossale. Bravo lui, per carità, però tu hai notato in una tua riflessione sul tuo blog, su Il Faro di Max del Papa, appunto, hai notato che insomma il fatto che il Benigni si porti a casa 1 milione per fare la solita trita e ritrita propaganda PD contro la Meloni e la Meloni che dice mi hanno fregato, beh insomma c'è qualcosa che non quadra, neanche nella Meloni. Questa qui dopo me mi dicono che critico anche dove questa qui che premier è. Intanto lui ha preso 1,5 milioni, perché poi mettici anche Sanremo. Va bene, è stato Lucio Presta, che è il suo manager, che gliel'ha messo in mezzo, comanda Presta, non comanda la Rai, comanda la Meloni. La Meloni che viene a dire mi hanno fregato, cioè, sei un premier? O cosa sei? Una trottola, una commessa? Cioè, per me sono d'accordo, perché io mi rifiuto di pensare a un primo ministro, vedi, mi hanno fregato. Ma no, sei d'accordo, gliel'hai lasciato fare, o comunque sapevi, insomma. Cioè, è meglio pensare alla malafede qui che alla dabbenaggine. Perché se fosse veramente dabbenaggine, tu dici, sarebbe quasi più preoccupante. Chi mandiamo in giro? Benigni ti ha fregato, Presto ti ha fregato, ti fregano tutti i giorni. A Sanremo ti hanno fregato, il Rai ti ha fregato. Cioè, questo qui era un anno che era lì, poi io non ci credo neanche che questa roba, era tutta tu presa. scrivi anche qua, insomma, la soggezione, tra virgolette, culturale, bla bla bla, confina un po' con la compromissione, non è che si può sfuggire molto a questa cosa, no? Sì. Io la Cioè, vedo, come a dire siamo tutti sulla stessa barca, poi facciamo finta di essere a prua o a poppa, ma siamo sulla stessa barca. Io la leggo in A questo destra modo o a sinistra, ma siamo lì, insomma, no? E tanto il popolo bue paga. Per me è così, cioè c'è un blocco di potere unico dove le distinzioni, vabbè, sopravvivono in ragione dei partiti, ma per questioni di target elettorale, una parte a te, una parte a me, oggi comando io, domani comandi tu, in realtà comandiamo insieme, perché lo sappiamo tutti che la Meloni prima di prendere la decisione si fa il giro della Schlein, si fa il giro di Violante che stava in Leonardo, si faceva il giro di Draghi, cioè lì ci sono tutte decisioni condivise. Io non do fastidio a voi, voi non date fastidio a me. Allora lì c'è un blocco di potere condiviso e che dentro è dentro. La plebe come eventotene, cioè deve essere condotta leninisticamente, deve essere regolata, deve essere deprivata della proprietà privata, dei diritti. No, sai che Quindi cosa? per me è una grande malafede.
Ecco, appunto, quando uno comincia ad annusare la malafede, allora diventa fastidiosa la cosa, perché noi non stiamo difendendo naturalmente i benigni, le cose. Abbiamo capito che ben lungi da lì, no? Via da lì. Però quando diciamo tu cominci a capire che c'è qualcosa che non quadra anche dall'altra parte, allora a un certo momento dici da che parte devo andare? Qual è diciamo, il modo per uscire da questa specie di barca dove ci sono solo gli ottimati e dall'altra parte fuori dalla barca ci stanno quelli che devono remare, o meglio sotto, nelle parti basse, alle parti dei remi ci stiamo solo noi che dobbiamo remare. Allora a un certo punto a uno gli viene da fare 4 domande, anche perché giustamente, io faccio mio anche il tuo interrogativo, lo faccio sotto forma di riflessione, perché c'è anche da dire un'altra cosa, che in questo periodo qua diventa perfino difficile riflettere liberamente, no? E invece, tutto sommato, in quella rubrica qui abbiamo ancora la possibilità di farlo, diciamo, in maniera più o meno costruttiva, spero costruttiva, perché non c'è nessuno che ci porta in giro con la catena, e questa è già una bella cosa. Ecco, dicevo, se in tutto questo spirito, diciamo così, di compromissione, di dubbio, no? Quando cominci a sospettare la malafede, dici, ma in fondo non è che fate parte tutti della stessa elite, punto di domanda, e ci metto un bel punto di domanda. Se in questo clima qui, a un certo punto tu mh, constatassi con chiarezza che però invece è un governo che ha fatto piazza pulita dei compromessi del passato, ha cambiato tutto, ha dato una svolta netta a tutto quanto, per esempio anche all'economia, non è una roba da poco, no? I Tasse. lavoratori dipendenti, le piccole partite IVA, quelli che tengono sul paese dovevano essere favoriti, è stato detto in 1000 maniere durante la campagna elettorale. Noi siamo quelli che libereranno l'Italia dal peso delle servitù, dello Stato, eccetera, dalla parte dei ceti produttivi, no? E nei ceti produttivi io ci metto anche i pensionati, perché questo è un paese che vive di grassamento sulle pensioni, perché portano via i soldi anche ai pensionati per stare in piedi. Beh, è successo poco o niente da questo punto di vista, perché giustamente tu ti domandi, ma a metà legislatura cosa c'è stato di così straordinariamente rilevante e tale da far capire che abbiamo cambiato veramente la direzione di marcia? Io adesso ho sotto gli occhi un'agenzia dell'ultimo minuto, nella quale si dice che per esempio sul decreto bollette 2 iniziative ottime, 2 iniziative positive a favore dei contribuenti, tra l'altro proposte da un deputato di Fratelli d'Italia, sono state fermate perché non si può fare, perché sembra di sentire Draghi che dice non si può fare, non si può fare. Allora, anche lì, parliamo di bollette, c'è un massacro in atto per quanto riguarda le bollette del gas particolarmente e della luce. Sono botte tremende, 200-300 euro, 400 al mese per cittadini normali e comuni. Insomma, vogliamo parlarne, vogliamo affrontarle seriamente o no? Noi abbiamo un deputato, Gusmeroli, che poverino si è fatto in 18.000 per cercare di tamponare il danno. Ma io, da uno che vuole cambiare le carte in tavola e invertire il senso di marcia, non mi aspetto che tu tamponi soltanto il danno, cerchi di limitarlo, diciamo la bastonata me la fai arrivare meno pesante. Mi aspetto che tu la bastonata non me la fai arrivare proprio, o sbaglio? Cioè tu mi devi togliere il danno, non limitarlo a una misura pur sempre grave, ma meno pesante di quello che sarebbe potuto essere, perché sennò vuol dire che stiamo navigando come prima. Ma infatti c'è quello che sta succedendo. Cioè, So, io una loro roba di svolta veramente europei, chiara, ma netta, io non la vedo, no? Ed è quello la fanno, che mi sarei aspettato da cittadino. no, le misure non le fanno, non le prendono. Cioè, intanto buttano dentro un altro miliardo, 2 miliardi, 3 miliardi sempre per le energie rinnovabili, no? Che costano il 40% di più in bolletta, non rendono niente. Per il nucleare se ne parlerà, si vedrà. Perché? Perché continuano ad agire in una logica europea e all'interno dei condizionamenti europei, che è quello che vuole Mattarella, che è quello che vuole la sinistra. Allora non bisogna andare contro Mattarella, non bisogna andare contro la sinistra. Cioè si continua a fare una politica che se è di sinistra è populista, quella dei bonus, delle elemosine. La fa la destra, è socialfascista, ma è la stessa roba. I bonus, le pezzolette calde, gli interventi, come dici tu, a limitare, ma non c'è nessuna svolta. Cosa hanno fatto in 2 anni e mezzo questi qua? Poi dopo ci ha girato molto questa qui, ha fatto molti proclami,
a me sembra una politica in totale continuità con quella della sinistra. Le 2 euro in più in busta paga, le pensioni, i bonus, l'indebitamento così, la spesa pubblica non la tocca nessuno, gli sprechi sul settore pubblico non li tocca nessuno, la burocrazia non la tocca nessuno, anzi la incrementano, e la logica è ancora quella dei sindacati. Poi io vedo che sì. ci sono dei ministri che, com'è come non è, si comprano casa, si comprano villa a Roma, attico a Roma, casa fuori Roma. Evidentemente sta roba qui, c'è, non è che la invento io, evidentemente fare questo mestiere conviene, però conviene a loro. E allora, se il ministro si compra casa, la ministra si compra casa, botte da 2-3 milioni a botta, e nessuno dice niente, neanche l'opposizione, vuol dire che lì c'è un accordo. Io non disturbo te, tu non disturbi me. Voi mandate pure le Salis, mandate quelli lì che No, poi perché anche dall'opposizione c'è chi aveva le decine di migliaia di euro nella cuccia del cane, quindi capirai. Nessuno tocca niente. Dopodiché ci stupiamo perché Trump dice l'Europa la odia, è parassitaria, ma è parassita. L'Europa è parassitaria. L'Europa vuole la botte piena che gliela riempie Trump e la moglie ubriaca che si ubriacano loro. E andate a Ventotene. Mi dispiace, non vedo nessun motivo per entusiasmarmi da nessuna parte. Quindi la sinistra, come dicevo prima, è ignobile e francamente io la disprezzo perché insomma, anche a un livello ideale di confronto culturale e politico sono abituato a qualcosina di un pochino più, cioè non posso io misurarmi con la Littizzetto o con Benigni o con Cazzullo o con Vecchioni insomma dai, cioè di questi ti faccio solo un esempio, ma così andante, la faccio semplice, c'è dei fascisti perché Ventotene va contestualizzato, cioè vuol dire va ricondotto al contesto in cui maturò nel 91. No? Cosa vuol dire? Allora, non si capisce perché se una cosa va contestualizzata a 80 anni fa deve valere ancora per l'oggi. Ma comunque, cosa vuol dire quando dicono contestualizzato? Vuol dire che Ventotene viene fuori per reazione, per via d'uscita alle dittature, al nazifascismo. C'era il nazifascismo, dicono tutti, no? Prodi, ma signorina, ma se io le parlo di Maometto, c'è un discorso quello lì che non c'è, è uno che, ma mettetelo via, ridotto come Biden, e io le parlo di Maometto. Allora, contestualizziamo Ventotene. Ventotene vuol dire c'era il nazifascismo, questi qua, per contestualizzare, hanno immaginato una soluzione sovietica, cioè lavoravano per il PC di Togliatti. Quello. Lavoravano per far entrare l'Europa e l'Italia dentro il patto di Varsavia, altro che cazzi. Vabbè, allora la roba è la stessa, facendo un parallelo, del Leviatano di Hobbes. Il Leviatano di Hobbes, che ha 400 anni prima, veniva fuori come? Veniva fuori come teorizzazione, come idea, come soluzione alle guerre di religione. Sì. Westfalia sortisce il Leviatano. Il Leviatano è una idea, e poi è stato Hobbes, di Hobbes si può dire tutto e il contrario di tutto, padre del liberalismo, padre del contrattualismo razionalistico, ma si può anche dire, come è stato detto, che è il padre del totalitarismo, perché il Leviatano è un patto di tutti i cittadini che si spogliano completamente di ogni diritto, in esso la proprietà privata, e consegnano tutto in maniera irreversibile e insindacabile al Leviatano, al sovrano, il quale fa quello che vuole. Per fortuna poi è arrivato Locke a rimettere un pochino le cose in chiaro e a dire no, un momento, la proprietà privata non è un'astrazione, la proprietà privata è un diritto naturale, fa parte dell'essere umano. La proprietà privata non è solo roba, è sfera sociale. Allora, se il Leviatano può essere una costruzione articolata e seducente da un punto di vista di scienza politica, il Novecento ha visto una sua riscoperta, per forza è stato il secolo del totalitarismo. Vabbè, certo. Nessuno oggi si metterebbe in testa di applicare il Leviatano alle società moderne. Il Leviatano va contestualizzato, ma va lasciato lì. Perché il manifesto di Ventotene dal contestualizzato dovrebbe essere ripreso oggi, sic et simpliciter? Allora io mi vorrei misurare facendo questi discorsi. No, nel quale... la più grande cosa degli ultimi 5.000 anni! Ma va a cagare, sei un miserabile. Tu e i tuoi soldi, fai pena. C'hai niente.
tu e chi ti va dietro, siete degli affaristi, ma io non posso misurarmi con Benigni delle scuole serali. Stai là, non mi parlare di costruzioni politiche. Devi stare lì e pulire per terra. No, che tu hai parlato del Leviatano, ma io credo che qualcosa di molto simile a quella teorizzazione di Hobbes sia stato proprio il manifesto di Ventotene, perché è ispirato dalla stessa logica, e per conseguenza anche l'Europa, cioè la creazione istituzionale dell'Europa. Perché in realtà nella figurazione dei primi veri padri del pensiero europeista, che erano Schuman magari e De Gasperi perfino, non c'era questa roba qua, No. questo mostro istituzionale leviatanico. C'era un'area di pace e di libero scambio, che era anche una bella idea, perché finché buttiamo giù le barriere e favoriamo le economie dei vari paesi, facciamo una bella cosa, no? Ma questa costruzione leviatanica, quello è interessantissimo il discorso secondo me che tu facevi prima, perché introduci una sfera istituzionale oltre che politica in senso lato, cioè qua stiamo creando delle istituzioni e le istituzioni sono una cosa seria, non te le puoi inventare mettendole sopra a realtà totalmente differenti l'una dall'altra, perché fai un'operazione autoritaria per forza, ma è quello che gli estensori del manifesto di Ventotene sapevano benissimo. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Eccoli qua i miei amici di Radio Libertà, buongiorno, la primavera alle porte, si sente il profumo, si comincia adesso a sentirne il profumo. Saluto la regia, saluto i giornalisti, Cainarca, saluto i lucisti, insomma, buongiorno a tutti. Allora, devo togliermi questa mattina, qualche volta succede, un paio di sassolini. Allora, un paio di sassolini che ce l'ho qua adesso e togliamoci questi sassolini. L'olio Acerbis, lo conoscete, c'è chi lo acquista da 25 anni, costa 84 euro. Quest'anno è 2 anni che costa 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro, il trasporto non lo pagate. Volete l'analisi chimica dell'olio, ce le chiedete, ve le mandiamo. Le analisi chimico-fisiche, quelle vere, ve le mandiamo. Così le fate vedere all'esperto vicino di casa, c'è sempre un esperto che dice, e ve ne mandiamo 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro. Un olio oggi in qualunque supermercato che vedete lì, sono lì, no? Super offerta, prendi 3 paghi 7, insomma costa intorno ai 12 euro, 11,50 euro, 12 euro. Ma se facciamo anche 11 euro, il nostro costa 14 euro, 3 euro di differenza. Tra il nostro olio Acerbis, che conoscete, è un olio che va bene, 3 euro di differenza. Voi consumate di media, una famiglia consuma 6 bottiglie in 2 mesi di olio, 2 mesi. Quindi sono 18 euro 2 mesi. E voi, perché voi siete molto attenti. E qualcuno per 18 euro di olio extravergine di oliva, che è il principe indiscusso della tavola, che fa la differenza, che insomma è un prodotto importante, ancora più del vino per certi versi in tavola, per 18 euro? Io trovo ancora quelli che mi dicono però Acerbis, io l'ho trovato a meno al supermercato a 11, allora tutti questi anni non sono serviti a niente. Vuoi l'olio Acerbis? Ti fai un'esperienza, prendi uno spaghettino del 5, del 5 chiaramente italiano, lo fai un pochettino al dente, un giro di olio Acerbis, un po' di formaggio, annusa, mangia e fai una delizia. 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro, il trasporto non lo pagate. Io non ne ho quasi più, prenotatelo l'imbottigliamento per aprile, 030 68 40 408, oppure olioacerbis.com, perché l'olio Bu, come diceva il mio nonno, serve sempre a regalo. Vi voglio bene, ciao. Perché loro lo dicono esplicitamente. Europei, costruzione di questo tipo gliela devi imporre con la dittatura, no? Imporre, sì, con l'aggravante poi che non è neanche non c'è neanche una logica contrattualistica razionale, se si vuole. Lì c'è la dittatura della burocrazia, c'è un'astrazione burocratica che è totalmente repressiva. Cioè questi qua non vengono eletti di fatto e non rispondono a nessuno. Altro che il Leviatano come sovrano di Hobbes, si va anche oltre. Quindi dov'è il presupposto? E di fatti poi l'Europa è questo mostro a 2 teste, no?
Liberista da quello che, perché è nata come, a parte che i padri, quelli creatori dell'Europa di oltre 30 anni fa, dicevano l'Europa vive di crisi. I tedeschi dicevano bisogna fondare l'Europa Sì. come un'entità che vive di crisi, quindi di un'isteria permanente, e difatti è quello che sta succedendo e che è sempre successo. Dopodiché, questa Europa qui è un mostro a due teste perché è nata come camera di compensazione della finanza totale e della grande industria. Quindi è post-liberista, ultraliberista in senso economico-finanziario, e poi è estremamente dirigista in senso politico, in senso amministrativo e anche in senso della politica moralista. E in quello mi viene da dire, Max, lì si sposavano bene le due anime, quella di Spinelli e quella di Ernesto Rossi. Ernesto Rossi iperliberista, Spinelli comunista, si mettono insieme le due ottiche. Del cerchio. Allora questi qua, che non sanno niente, però rivendicano che cosa? Rivendicano un'attitudine totalmente autoritaria, cioè non totalitaria. Io l'Europa la vedo come una stazione totalitaria, perché una stazione che ti dice addirittura come bere l'acqua, col tappino, il tappo attaccato, a misura delle... Tra l'altro qui apro un'altra parentesi, perché io tempo fa ho fatto dell'ironia su X, sui tappi della bottiglia che ti vanno nel naso, no? Mi sono fatto una foto col tappo che andava nel naso, naturalmente mi scrivevano quelli di sinistra che sono inclusivi, sei un mongoloide, che ti venga un altro cancro, non sai togliere i tappi, non sai bere senza tappo, no? Quelli inclusivi. No, io penso che chi difende il tappo inamovibile della bottiglia sia un deviato. Chi difende quello non ha niente nella vita ed è incline ad ogni tipo di nefandezza. Uno che si scalda a difendere il tappo di plastica della bottiglia, per me, è un debosciato che è capace di qualunque cosa, dalle stragi alla pedofilia, qualunque cosa. Se non che mi vengono adesso a informare che era talmente vergognosa, talmente strampalata, talmente debosciata questa imposizione dall'Unione Europea, che l'hanno risolta come segue. E io ho fatto la prova ed è vero. Cioè, il tappino inamovibile resta. Però mentre prima neanche con una sega circolare lo toglievi, adesso fai tic e lo stacchi, perché l'Unione Europea, zitta, se l'è rimangiato. Cioè, lo lascia lì con il blocchetto di plastica, però l'ha fatto talmente lasso che tu fai così e lo togli, perché non potevi. Ecco che cos'è l'Europa. Poi da lì si può risalire alle misure finanziarie, ai pacchetti, a tutto quello che ha distrutto 30 anni almeno di fascia mediterranea. Dai, ha ragione Rampini. La Germania ha avuto due momenti, cioè la Germania è risorta grazie al piano Marshall, dopo che si era distrutta con la seconda guerra. Poi ha avuto una seconda fase di boom sfruttando la Cina, per cui mercati totalmente aperti in direzione cinese e un protezionismo di stampo europeo, per cui i costi della riunificazione li abbiamo pagati noi, i costi, perché la Germania è stata la vera padrona insieme alla Francia dell'Unione Europea, ha imposto politiche punitive coi parametri, con altre misure alla fascia mediterranea e si è salvata. Dopodiché in questi 10-15 anni... La moneta unica ha falsato la competizione fra le realtà commerciali. Lire, quello serviva a parificare, a pagare i costi della riunificazione tedesca. Dopodiché questi negli ultimi 15 anni ci hanno fatto passare per negativa anche le famose svalutazioni, no? Le svalutazioni della lira erano semplici adattamenti a meccanismi di mercato. Non erano cose negative, perverse, peccati, erano adattamenti alla realtà di mercato e infatti sono stati cancellati con questa finzione della moneta unica. Poi quando dicono, allora l'Europa negli ultimi 6 anni è cresciuta del 5, l'America del 12, poi quando dicono ma l'Italia è cresciuta, non è cresciuta, l'Italia non è cresciuta, se è cresciuta l'Europa è cresciuta a malgrado, non a favore, non grazie, non in virtù delle misure europee, ma a malgrado. Cioè gli imprenditori italiani del nord-est, della Lombardia, del Veneto, sono riusciti bene o male a stare a galla a malgrado un'imposizione fiscale che va all'80%, malgrado gli 800/1000, 1200 adempimenti per avviare un'attività solo in avvio, dimmi te se è possibile, malgrado questi pacchetti, queste multe per arginare la CO2, per essere ecosostenibili, tutte cazzate immense
in mani e pretestuose. Adesso la Germania c'è cascata dentro, ha fatto i danni, si è tagliata le balle con l'automotive, con l'elettrico, dicendo no alle centrali nucleari, è diventata dipendente dal gas russo, poi si è imbarcata in una guerra penalizzante per lei, e allora bisogna fare il riarmo per salvare un'altra volta la Germania. E tu, Mattarella, mi vieni a dire che dall'Europa non si esce solo in una bara, e voi mi venite a dire che ci vuole più Europa, e voi mi fate ventotene. Io sono abituato a misurarmi su queste cose. No, ma una cosa, tra l'altro, tu ti sei occupato... Ecco. Max, tu ti sei occupato di lui perché hai scritto l'altra settimana ancora un pezzo su Mario Draghi, no? Che ha osato dire che le bollette sono troppo alte, no? Quindi adesso magicamente meglio il condizionatore che non la guerra in Ucraina. Vabbè, comunque, allora, però c'è da dire una cosa, che perfino Mario Draghi, no? In questa opera di rimozione collettiva delle cose elementari, no? Per cui appunto noi avevamo la colpa del debito, la colpa della svalutazione. Cioè, in realtà la svalutazione, ripeto, era un adattamento di mercato al commercio, alle situazioni del commercio internazionale. Non c'era una colpa, c'era un adattamento. Tolto quello, hai tolto la competitività al paese. Per mantenerti competitivo, cosa hai dovuto fare? Quello che ha riconosciuto perfino Mario Draghi, ma che non si è mai sognato di dire fino a quando era a Palazzo Chigi e prima la Banca Centrale Europea, ovvero che abbiamo dovuto comprimere i salari, questa è una bella formula, no? Che non dice niente, cioè mettervi alla fame, cari amici miei, per cercare di stare in piedi noi. Quindi Mario Draghi ha detto una cosa che farebbe incazzare chiunque, no? Vai coi forconi, come si dice. Cioè noi vi abbiamo tagliato i salari, messo alla fame, aumentato le bollette per fare un favore, diciamo, ai nostri amici tedeschi e a chi per loro, e alla burocrazia che si autoperpetua. Ecco, detta così, la politica, silenzio. Mandano 3 scribacchini a fare qualche puntura di spillo, ma una roba del genere da plotone di esecuzione. Ma cazzo, Draghi, mi viene a dire una roba del genere adesso, dopo 30 anni di politica? La politica non si scompone, vuol dire che sono tutti in blocco. Ecco, torniamo al punto. Allora sono tutti sulla stessa barca, dove noi sotto siamo a remare, a tirare i remi, a far fatica. Non è per niente poi. Sì, perché non è che vai da qualche parte, non è che vai da qualche parte, stai un colpo di qui, un colpo di là per evitare che la barca affondi. Ma il problema è che sopra ci sono quelli che fanno i festini, hai capito? Vanno alla gintoneria. Io non sento più nessuno dire l'unica cosa che va detta, che da questa Unione Europea bisogna togliersi. Lo dice il compagno Rizzo, vabbè, perché lui preferirebbe entrare ancora nella Russia rivoluzionaria o anche zarista. Allora tutti dicono come ragiona bene Rizzo. Sì, no, ma poi il compagno Rizzo che con te è stato anche molto schietto, no? Tra l'altro, sì, quindi diciamo si è svelato abbastanza. Però il compagno Rizzo, che è una persona sicuramente intelligente, però mi sa tanto di quello che dice, tanto io lo posso dire, tanto non gli frega niente a nessuno e non rischio niente, no? Cioè lui vuole fare ancora questi partitini neostalinisti, allora dicono no, ma ragiona bene, sì, ma guardate anche dove vi porta. No, qui c'è da dire una cosa molto semplice, che il sole sta alto in cielo, non sta sottoterra, e se il sole sta alto in cielo, da questa Unione Europea bisogna togliersi, non dice più nessuno. È inutile che la Meloni va in braccio a Trump, o se lo prende in braccio, non lo so, come faceva Benigni con Berlinguer, poi torna, da un pa con la Ursula che vuol fare 1000 miliardi, perché poi 800 sì, però poi ci devi mettere dentro il 20% di corruzione, no? Se arriva a 1000, se arriva a 1 trilione, è perché bisogna riconvertire l'automotive della Germania nei carri armati. Nel frattempo, Max, nessuno ne parla neanche di questo, ma tu devi cominciare a mettere da parte i soldini per ripagare il PNRR, perché ci toccherà ripagarla tutta quella massa di roba lì. Ah sì, questa roba nessuno dice arrivano i soldi, qualunque cosa. Sì, ma chi paga? Dice le prossime generazioni. No, ma ti dice qualcosa, Max, che noi siamo l'unico paese in tutta la Unione Europea che ha preso prestiti per 220 miliardi di euro. Sai qual è il secondo paese più indebitato col PNRR dopo di noi? La Romania. Solo che la Romania ne ha presi 15 di miliardi, noi 220. A te pare normale questo? A me non pare normale neanche questa corsa senza dignità. Dateci soldi, no? Cioè, invece di dire facciamo qualcosa noi, abbassiamo le tasse, creiamo un altro modo, no? C'è tanti discorsi che ci sono fatti 1000 volte, rilanciamo l'economia per altri.
No, i soldi, dateci i soldi. Poi che cosa ci fai? Dopo vediamo, facciamo dei campi di bocce, facciamo dei consultori per far cambiare il sesso ai bambini di un anno e mezzo. Ma che facciamo poi le piste. se te li dessero, perché tu ti ricordi, no, che questo qui era stato uno dei vanti del Fatto Quotidiano di Travaglio, che dice Conte è stato magnifico, perché il merito di avere il PNRR, i soldi, è stato di Conte, di Giuseppe Conte. Tu ti ricorderai che il Fatto è uscito 2 o 3 giorni di fila con la prima pagina con le banconote che scendevano giù come se piovesse, no? Come se fosse la manna. Cioè Giuseppe Conte ci ha dato la manna. No, Giuseppe Conte ci ha portato un altro debito ci ha portato, Max, un altro debito da 220 miliardi, non so se mi spiego. Quindi noi dobbiamo ringraziare Conte, Draghi. Uno che aveva una casa da rifare col super bonus, che gli è rimasto così a metà, si è rovinato completamente, non può più abitarla, non può più venderla. Migliaia di proprietari, il mercato immobiliare è completamente saltato. Di che cazzo stiamo parlando? Quelli come Travaglio, io non so perché nessuno gli dà mai del leccaculo sulla faccia. Lui può dare del delinquente, può dire, ma fatemelo vedere 5 minuti, datemelo 5 minuti in trasmissione, che lo mando in convento. Che qua sono i più leccaculo di tutti, filo putiniani, filo Conte ha fatto la fortuna dell'Italia, no. Ha fatto delle rovine, e al di là di questo c'è un discorso che è proprio questa mancanza di dignità. È arrivata la sesta tranche, arrivano i soldi, cioè, mangiami la greppia sempre sta roba. No, ma poi Max, fosse vero che quella roba lì piove dal cielo, ma quella roba lì la dobbiamo ripagare. Chiaro il concetto? L'abbiamo già pagata prima e la dobbiamo ripagare 2 volte. Appunto. Però non anche la Meloni grande successo. Ma poi dico un'altra cosa, per inciso, te ti sei accorto da qualche parte dell'utilizzo di questi soldi in maniera visibile? No, mai visto niente. Cioè io sento sempre dire faremo quella roba forse lì. nella scuola, devo dire la verità, forse nella scuola qualche facciatina l'hanno rifatta, hanno usato 4 soldi per rifare le facciate di alcune scuole. Questo si vede in giro. Però per il resto io non ho visto un granché. Non me lo dicono. Vabbè. Cioè, Senti, è stata finanziata con i fondi del PNRR. A me dà l'idea che questi fondi vanno a rimpinguare tutto il carrozzone della politica, i partiti, vanno a rimpinguare il giro delle tangenti, cioè vanno a mettere in cantiere dei lavori per i quali poi dopo bisogna pagare il triplo, perché insomma è sempre Tangentopoli, no? Mai. Senti quindi, Max, siccome il tempo fugge e chi è minchione se ne deve stare a casa, come ammonisce il nostro maestro di giornata, ovvero Giovanni Verga, io ti voglio stimolare su un argomento sul quale hai scritto molto in questa settimana, no? Non so, hai fatto diversi articoli, diversi pezzi, e quindi credo che questa cosa qui meriti un pochino di approfondimento, perché insomma la boutade che hai citato prima, anzi non è una boutade, il gesto del vecchietto Prodi, insomma, è un gesto interessante sotto molti aspetti, perché non capita tutti i giorni che una persona di grandissima reputazione come lui, di veneranda età, si può dire, di grandissima esperienza, ministro a 35 anni, primo ministro, presidente della Commissione europea, pluriministro, pluripremier, arriva una giornalista tranquilla, normale, insomma, che gli ha fatto una domanda logica, non è che gli ha chiesto delle cose strane o ha insinuato tu hai mangiato con le tangenti della Telecom, tu hai privatizzato, dove hai messo i soldi, perché uno poteva fargli una domanda, gli poteva fare una domanda di questo genere, come mai hai favorito i gruppi, diciamo così, stranieri, hai smembrato l'IRI, hai fatto l'interesse della Fiat, poteva chiedergli tante cose, magari prese come un insulto, che erano domande peraltro legittime, come mai Telecom Serbia, questo affaruccio che è stato propedeutico alla privatizzazione della Telecom, dove sono finiti tutti quei soldi della privatizzazione della Telecom, o meglio, dove è finito il valore di quell'impresa straordinaria che è stata regalata agli agnelli e da lì in avanti è stato un disastro continuo. Hanno, tra l'altro, Telecom voleva dire anche eccellenza nella ricerca e tanti lavoratori. Decine di migliaia di persone sono rimaste a casa con i soldi nostri, no? Perché sono stati licenziati, liquidati, insomma, tutta una serie di cose. Questa gli domanda semplicemente una cosa molto semplice, no? Quello di cui parlavamo prima, sul manifesto di Ventotene. E questo qua si incazza al punto tale che le prende i capelli. Ma
Cioè, ma ti immagini l'avesse fatto qualcun altro? Perché Prodi lo può fare? Perché Prende per i capelli la giornalista, poverina tra l'altro, perché veramente uno messo di... le mani in faccia. E la nostra associazione sindacale dei giornalisti, sai cosa ha commentato? Ha commentato dicendo, beh, insomma, la questione chiaramente poteva essere risolta solo con un bel mazzo di rose. Prodi dava due fiorellini alla cronista e finiva lì. Sì. Poi Il mandano, sindacato. sì, no, poi mandano come si chiama, le sospensioni o gli atti punitivi se uno dice che Greta è un pupazzo. Appunto, come a te, No, no? Come a te. rispetto le sanzioni. No, vabbè, l'ordine dei giornalisti e il sindacato sono un'articolazione del PD. Basta vedere i corsi che fanno, punto. Siamo sempre lì. C'è una sinistra nulla, totalmente abissale, che però fa sistema, fa Gramsci e quindi decide lei, c'ha lei l'agenda, c'ha lei il pallino. La destra è succube, non sa opporre niente. Quando io sento un politico qualunque, che sia la Russa, che sia la Meloni, che sia chi cazzo ti pare, loro per dire che loro per farsi accettare dicono no, ma io ascolto Guccini, io ascoltavo De André, Giovanotti, e capisci che no, loro sono a questo livello qua. Poi vabbè, ti tirano fuori Juncker, ti tirano fuori però non sanno niente. Io no, mi piace Giovanotti, ci metto lì, no, mi sputate addosso. E allora questi ti sputano addosso, ha messo le mani in faccia a una donna. No, ma non è solo quello, perché uno dice c'ha 90 anni, è ridotto come Biden. No, è che l'hanno difeso. Appunto. Hanno difeso, intendo, cioè hanno detto che non era vero. Poi quando, come sempre succede... No, lui stesso ha detto che non era vero, gli ho messo una mano sulla spalla. Sì, ha mentito perché si è mentito su quello. Ma come fai tu ad aspettarti la verità da uno che per coprire dove era prigioniero Moro scomodava gli spiriti? Già. Nessuno Come gliel'ha fai? ricordato però. Che ti aspetti? Nessuno glielo ricorda mai quel particolare lì. Lo ricordiamo noi. Che ti aspetti? È un bugiardone. E allora quando vengono fuori le prove, i video, così, tutti fischiettano, ribaltano la cosa e dicono no, ma è un gesto affettuoso, un gesto paternalistico, un gesto educativo, ha detto quello Giannini. Quello Educativo. Allora vuol dire che le donne tengono una di meno, Me Too, anche uno sguardo può essere uno stupro, però poi quando la giornalista si permette di essere, secondo loro, inopportuna e petulante, va ricondotta al suo ruolo in maniera primitiva. Stai al posto tuo, ti metto le mani in faccia, ti prendo per i capelli. Prendere per i capelli è proprio il gesto del primitivo, no? Che la trascina. Adesso Prodi non ha fatto così, però la valenza sì, simbolica ma allora, didattico, un gesto didattico, ma nessun maestro prende per i capelli l'alunno, no? Ma loro sono la sinistra ottocentesca, gli va ancora bene, no, neanche novecentesca, neanche da amici sana, ottocentesca, e questo fa però capire anche il tipo di percezione che ha il potere verso l'informazione. La colpa è anche dell'informazione, non dico della povera giornalista di Rete 4 che è una vittima, però lo faccio un discorso generale. Il giornalismo italiano è servile per sua costituzione, per sua natura. Non metti piede da nessuna parte se non sei servo, dico servo, non dico compiacente, dico servo, e quindi gli stessi giornalisti di fronte a una persona che fa una domanda si sdegnano. Io mi ricordo quel giornalista di RTL che aveva fatto una domanda inopportuna, non mi ricordo se a Conte o a Draghi, in tempi di pandemia è stato praticamente cacciato dalla sala. Tutti gli altri giornalisti, non si fa così, non si fanno le domande. Come ti sei permesso? E poi dopo subito si è alzata una e ha detto per fortuna che lei c'è, maestro Draghi, se non ci fosse lei. Cioè c'è delle robe, Fantozzi Fantozzi è un personaggio grottesco, ma questi qua le superano. Allora,
Insomma, il potere è abituato a questo, anche perché il giornalismo dipende dal potere, non c'è nessun giornalismo indipendente. E i giornalisti a loro volta si compiacciono, grufolano in questo servilismo, per cui io No, posso però capire c'è una cosa, io fatico a immaginare un personaggio comunque con il curriculum politico di Romano Prodi, che possa essere francese, tedesco o inglese, che si fosse lasciato andare a una roba del genere nel silenzio schifoso dei giornalisti, perché non si può dire la reazione dei giornalisti, non c'è stata assolutamente. E quando un sindacato appunto mi dice ma insomma bastavano 2 fiori, dai, facciamola corta. 2 fiori e un calcio nel culo. Sì, no, ma qui allora si potrebbe andare a ripescare ancora tutta la produzione di Machiavelli. Ma che cos'era tutta quella cosa faraonica, quelle costruzioni politiche di Machiavelli, se non un'enorme, sconfinata leccata di culo al Valentino? Questo era. Valentino c'ha sempre ragione, Valentino può fare quello che vuole. Il principe c'ha sempre ragione, insomma, Principe, no? no? Il Valentino, e quindi può fare quello che vuole. Allora, l'analista si deve mettere a servizio. Punto. Se tu non ti metti a servizio diventi una persona... E difatti, ma quella lì doveva proprio fargli una domanda, è stata chiaramente una domanda provocatoria. Cioè, il giornalismo, a parte che dovrebbe vivere di domande provocatorie, ma io non ho visto nessuna provocazione in quella domanda lì. Cioè lì si teorizzava una cosa Infatti, enorme come abolire la proprietà privata. Gliela vuoi chiedere a uno che lo difende? Come la metti? Cioè non c'è niente di provocatorio. È il minimo indispensabile, è il minimo sindacale. Tu vuoi abolire la società privata, quindi vuoi fare una società, una società improntata al socialismo reale. Come la mettiamo? E quello ti mette le mani in faccia. ecco, Poi tu hai dice, non lo scritto, fa, hai scritto che hai scritto che il silenzio squallido su Prodi ha un secondo fine, no? Giornali, intellettuali, Sì. giornalisti, tutti zitti e Sì. muti. E qual è il fine ultimo? Io l'ho visto in questo, cioè spersonalizzare la giornalista, cioè i giornalisti di turno. Infatti di loro si dice non sono giornalisti, cioè sono una sottorazza, sono sottouomini. Giannini, quello delle chat antifa, ha detto... Massimo Giannini. Ha detto... Sicari di regime. Sicari di regime. Quindi questo è un linguaggio totalmente fascistoide, cioè toglie legittimità proprio alla persona. Quell'altro, non mi ricordo uno, perché poi sono tutti comici, no? C'è uno, adesso non lo so, c'è una faccia, poverino, quello lì già la natura. Ha fatto benissimo, era ora che qualcuno desse al retequattrismo la risposta che merita, ha detto il Bottura, che è un collega nostro. La Genga. Peccato solo che sia toccato a chi esegue ordini, cioè alla poveretta lì che ha visto i suoi capelli tirati da Prodi, e non alla Genga che ha trasformato una gran parte del giornalismo italiano nella cinghia di trasmissione della produzione di odio. Sono quelli che producono odio, non uno che ti apostrofa come il lager, no? La Genga. Questo vuol dire togliere dignità umana. Dov'è l'ordine in questi casi? Già. E tutti gli altri. Quell'altro, io sto con Prodi, Enrico Letta, io sto con Prodi perché non ha fatto niente. Poi viene fuori che ha fatto, e tu che fai? E non risponde. Non risponde. Però io non accetto che uno, tutto incartocciato, poverino, così, venga a parlarmi di Genga. Io non faccio parte di Rete 4, non faccio parte di Quarta Repubblica, faccio un discorso però da spettatore. Ma tu come ti permetti di dire che certa gente è Genga? Non sono giornalisti, non sono una razza umana. Perché? Perché sono percepiti come sicari di regime, cioè elementi, fantocci, strumenti del potere meloniano, che è considerato come un usurpatore, come a scadenza. Quindi c'è questa carica di delegittimazione, di odio, di insulto per dire ma questi non sono esseri umani. Sono roba, sono una Genga, sono una sottorazza, gli possiamo fare quello che si vuole, hanno fatto bene a mettere le mani in faccia, dovevano fargli di più, di peggio. Questo Certo. è
Questo è, cioè sono parole loro, qui non aggiungiamo niente. Perché? Perché bisogna delegittimarli non come un giornalismo anche fazioso, se vuoi, che guarda una parte, ma come una sottorazza che è strumento del regime. E poi arriva a commentare le parole di costui l'ex viceministra, sottosegretaria, prodianissima, deputata, parlamentare, eccetera, Sandra Zampa, la quale dice al Bottura di cui sopra: tu hai ragione, quella è una ghenga, ma anche chi esegue dovrebbe avere una dignità. Sì, ecco. Quindi non avete dignità, quindi ha ragione, ma non bisogna fare prigionieri, bisogna mazzolarli tutti, bisogna aggredirli tutti. Questo l'ha detto uno che non so cosa sia, un umorista, un conduttore, mi ricordo la faccia, e una politica. E nessuno dice niente di fatto, cioè, vabbè, abbiamo detto qualcosa noi. In tutto questo quadro qua, però, caro Max, scompare quello che è il giornalismo, non c'è più. Perché il giornalista, che sia di Rete 4, che sia di qualcos'altro, che sia di qualunque genga, dovrebbe avere una genga sola, cioè quella di raccontare i fatti, no? Questo è il punto, cercare di raccontare i fatti, di vedere le cose. Perché in questa contrapposizione, per cui uno come Giannini dà praticamente dei sicari e quindi persone disprezzabili, bastonabilissime, per tornare al nostro amico Manzoni, no? Cioè, se un giornalista... Per fare il discorso dei brigatisti, ma se un giornalista dice questo di un collega solo perché di un... appunto dico. Quindi a quel... di sicari, cioè, i termini sono quelli lì. A me sembra abbastanza così notevole che nessuno abbia fatto una piega, anzi si teorizza di farne anche di più. Però scusami, questo mi fa pensare una volta di più che anche in questo caso c'è una barca comune, perché alla fine questi qua sono tutti sulla stessa barca. Sì, tanto più che i politici fanno tutti i giornalisti fanno tutti i politici. Io ieri sera vedevo Vespa che intervistava Renzi. Non capivo a che titolo parlasse Renzi, anche perché quando parla è un fanfarone che proprio, sai, il bullo toscano che fa anche un po' patetico, però non si capiva se parlasse come politico, come giornalista o sedicente giornalista o come conferenziere per gli arabi, cioè tutta una roba. Sta di fatto che i giornalisti vanno in politica, i politici fanno tutti i giornalisti o sono stati giornalisti e ancora una volta lì mi pare che ci sia un blocco unico. Allora, Max, io vedo che il nostro tempo sta per finire, ma prima che finisca il nostro tempo, abbiamo già citato alcuni dei tuoi articoli che gli ascoltatori e le ascoltatrici possono leggere su nicolaporro.it, ma anche su Il Giornale d'Italia, e qui in realtà ne cito due che non abbiamo ancora, dei quali non abbiamo ancora parlato. Sul tuo blog, il faro di Max Del Papa.altervista.org. Ma a proposito, prima di chiudere, volevo fare tre cose. La prima, ricordare un libro che io adoro, un pamphlet che io adoro, che ho citato anche l'altra volta, ovvero Sconcertanti. Sconcertanti lo trovate su Amazon, lo trovate sulle piattaforme, sono piccole storie di artisti troppo grandi, come recita il sottotitolo. Si parla di personalità del tipo Tenco, Dalida, Iannacci, Gaber, Joe Cocker, Battisti, Freddie Mercury, e scoprirete poi gli altri, no? È una lettura straordinaria. Rifatevi la bocca, gli occhi, la testa, la memoria, il gusto musicale, tutto quanto, perché almeno vi tirate fuori da tutte ste robe qua orrende delle quali abbiamo parlato anche oggi e vi fate una lettura di quelle sane. Così come, siccome abbiamo parlato d'Europa, non posso fare a meno di ricordare il tuo libro Eurostyle, 30 anni di mascalzonate contro il paese più bello del mondo. Anche quello era un libro da leggere. Su Amazon trovate anche gli altri libri di Max, che sono Ti vaccini, ti ammali e muori, Per il tempo che resta, ne ho trascurati altri. Comunque non fate fatica a trovarli, però Sconcertanti a me mi è rimasto nel cuore. Lasciamelo dire, Max, perché è veramente una lettura straordinariamente bella. Così come mi hanno molto colpito, e qui andiamo a chiudere, Max, due ritratti che tu hai tracciato, che sono stati pubblicati da ilgiornaleditalia.it. Il primo su Maradona, che ti stava sulle scatole all'inizio, come mi è sempre stato sulle scatole a me, e ho cambiato idea leggendo il tuo articolo in larga parte. E l'altro su un mito, un colosso, un personaggio incredibile, uno che sta più nella mitologia che nella realtà, ovvero George Foreman, il pugile più irresistibile di tutti i tempi, che è morto. È morto uno che non poteva morire.
Allora, 2 parole io le spenderei su questo, perché Maradona ti ha fatto un'impressione tremenda aver visto una foto di lui da morto, terrificante, orrenda. Sì. Cioè non pensavo che un corpo si potesse dilatare così tanto. Penso solo Dio lì cosa gli hanno messo dentro. No, su Foreman mi ha colpito, cioè questo qui era uno che ancora a 76 anni sollevava... Se ti tirava un cartone ti faceva volare via come nei cartoni animati di Braccio di Ferro. Io non ho capito di cosa è morto. Non ho trovato da nessuna parte. Ho letto malattia degenerativa. Vabbè, non ho capito proprio, ma questo qui era uno che veramente tirava gli autoarticolati a 18 ruote col collo. Era uno che dava un pugno a un pugno. No, ma non è mitologia. Ha tirato su uno di 100 e passa chili, come tu ricordi, con un pugno. Con un pugno da sotto, con un montagno. Sì. C'è quello che volava. Quindi, e ancora adesso, quando si allenava al Sacco a 75 anni, Sacco 3 volte più grosso del normale, e faceva volare quelli che lo tenevano. Come è morto questo qua di colpo? Malattia degenerativa, vabbè. Vabbè, insomma, ma questo qui sono quelle, noi che siamo uomini del Novecento, ha segnato proprio la nostra immaginazione. Quando faceva quelle sfide con Frazier, con Muhammad Ali in Africa, cioè dire Kinshasa, Zaire, Africa nel 1974 voleva dire un mondo tutto diverso, un mondo che pochi hanno conosciuto, che per noi era fantastico, che ce lo portava la televisione. Io avevo 10 anni, ma quella roba lì ti rimane dentro tutta la vita, ti fa credere, ti fa illuderti che puoi fare delle cose esagerate anche tu quando sei un bambino. Io per esempio poi c'erano tante cose, già solo quell'epopea di quell'incontro tra Foreman e Ali in Africa vale una vita. Sì. E lì c'è un bellissimo libro di Norman Mailer, The Fight, la sfida, che dice molto perché ricostruisce tutto un contesto. Era l'America degli anni 70 così dinamica, anche così in crisi per certi aspetti, ed era anche l'Africa dittatoriale di Mobutu, il quale siccome Kinshasa era una delle città più pericolose al mondo, prima dell'incontro fa prendere un centinaio di galeotti, di criminali messi nelle segrete dello stadio, sotto lo stadio dove si è fatto l'incontro. 50 li fa ammazzare a caso, li fa trucidare a caso, gli altri 50 li manda liberi, che andassero a raccontare quello che hanno visto. Kinshasa diventa la città più sicura del pianeta per tutto il tempo dell'incontro. Io avevo dei parenti in Africa che erano andati perché all'epoca l'Italsider aveva aperto degli stabilimenti in Africa, operazione fallimentare perché gli africani evidentemente non erano abituati, non potevi tenerli dentro una fonderia, però sai, erano quelle cose che si facevano senza pensare. Sì. E allora mi raccontavano tutto quello che succedeva proprio a Kinshasa, cioè, per esempio, no? Mobutu che questo Max, dittatore... sai che ti devo fermare per forza, ti devo proprio stoppare brutalmente e dobbiamo lasciare tutto in sospeso, dobbiamo salutarci qua perché non abbiamo più tempo, però i 2 pezzi hanno ucciso Maradona e è morto George Foreman, leggetevi sul giornale d'Italia.it. Max, mi spiace troncarti, ma lo dobbiamo proprio chiudere. Un saluto a tutti. Un saluto a tutti. Avete ascoltato Auto da